faccio sedere sul mio terrazzino e gli dico guarda. Quando lo vedo mi cambia la giornata. Quando sono stanca, quando non ce la faccio più, quando non ce la faccio più dell'autobus numero 18, della sala conferenze, quando non ce la faccio più del traffico, dei semafori, quando non ce la faccio più dei soliti discorsi davanti a un bicchiere di vino, io penso che potrei scendere e cominciare a correre. E in un giorno soltanto raggiungerle quelle montagne. Magari passando per Santa Cristina. Anche i grigi felici sempre per primo. Ma mi dispiace, perché non ho niente da regalare. Una sposa. Io non prendo la mia anima, ti prometto che non dico più bugie, Ecco, è anche finito il nero. La mia vita è un inferno. Il nero finisce sempre per primo. Perché di nero si fanno tutti i confini delle cose. E i confini delle cose sono tanti. Mi va perché dobbiamo andare in montagna, dai. Guarda che vado a chiamare papà. Vabbè, fai l'ultima pipì però, sul mondo curioso, con un bambino per mano, che sul traghetto del nero attraversa la via e ricomincia a camminare. Un passo dopo l'altro, come si infilano le perle su una collana, la donna infila la strada e ancora una volta cambiano gli alberi e le loro forme, i fiori e i loro profumi, cambiano i nomi dei paesi e il suono delle loro campane, cambiano gli occhi delle persone e i loro modi di parlare. È il giorno prima dell'inaugurazione e il giovane costruttore fa mettere da una base del ponte 2 guardie con l'ordine tassativo di non far passare nessuno. Gli dà un cane bastardo pulcioso che ha trovato per strada e gli dice lasciatelo quando lo chiamerò. E lui, col traghetto del nero, va dall'altra parte della piave. Cane! Cane! Le 2 guardie mollano il cane. Ma quello è un cane da guardia che si mette diritto di fianco alle guardie. Cane! Cane! Ci siamo seduti dove ci sedevamo sempre con mia nonna, sotto uno di quei lampioni stile vecchio. Quando c'è vento, dondola e fa ballare l'ombra del pino sul muro. Ci siamo seduti io e Enzo e in silenzio abbiamo guardato il sole.